La Regione Veneto crede molto in questa iniziativa e quindi in questa prima borsa internazionale, anche perché detiene ben 9 siti UNESCO. Il lavoro che stiamo facendo noi è cercare di non solo tutelare e valorizzare anche nel segno della sostenibilità questi siti, ma anche cercare di portare turisti nel nostro territorio di elevata qualità, quindi un cambiamento anche di valore e di immagine rispetto alla quantità verso la qualità. Sì, è importantissimo questo evento perché riesce a fare incontrare domanda e offerta e quindi si vede anche come si muovono i tour operator internazionali nel conoscere la nostra zona e nel conoscere le nostre strutture ricettive. È molto importante perché questi tour operator internazionali accendono l'attenzione sulle nostre colline e in futuro arriveranno turisti sempre più stranieri. Oggi siamo già al 50%, ma sicuramente nei prossimi anni questa percentuale salirà verso il 60-70% di turisti stranieri e questo è molto importante perché il turista straniero apprezza molto le colline, richiede moltissimi servizi e sarà sempre più ammaliato dalle meravigliose colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene del patrimonio dell'umanità. Assolutamente sì, la sostenibilità è anche nelle nostre corde, stiamo molto attenti, soprattutto siamo molto attenti anche al climate change perché all'interno del nostro piano di gestione ci sarà un capitolo dedicato al climate change, quindi riusciamo veramente a gestire tantissime tematiche e siamo attentissimi alla sostenibilità nelle nostre colline. Ho restaurato questa struttura e fortunatamente siamo all'interno dell'area UNESCO e delle colline del Prosecco, quindi non basta restaurare l'heritage di questo nostro bellissimo Veneto, poi bisogna infrastrutturarlo per guidare i turisti, quei nuovi turisti che vogliono non solo divertirsi, rilassarsi, ma anche un pizzico di cultura e di buon food and beverage.